Allora, buongiorno Italia in versione sordomuta. Buongiorno! La faccio fare agli altri direttamente. Fai una foto. Buongiorno Italia, oggi doveva stradiluviare. No, aspetta, sto facendo un discorso, il sole è andato via il sole, va bene, comunque prima c'era il sole. Allora, siccome qua il discorso della voce non è ancora tornato bene, adesso attacchiamo la singanite ai tosati e quindi loro si faranno le domande, si farà tutto loro, insomma, ecco. Buongiorno Italia! Buongiorno un cazzo! Eccoci qua, fatta! Cosa ci avete portato qua? Eccolo qua, il nostro setup così da viaggio, da turismo insomma. Non siamo tanto abituati a questi ambienti così comfort, insomma, tipo zone campeggio, perché appunto... Sì, siamo un po' più da fuoristrada, un po' più da... Abbiamo fatto il passo da pandini e annaffiandoli sono cresciuti e sono diventati questi. Allora, questo qui cos'è? Cosa ci avete portato? Eccolo qua. Niente, zona living, se così si può chiamare. Boh, semplicissima veranda a fiamma, ultimo modello, costruita con materiali della Brico, però fa il suo sporco lavoro, insomma. E ha tenuto anche la pioggia di ieri, sì, che è importantissimo. E dopo niente, qua diciamo è la zona dove cuciniamo, o comunque restiamo se piove, ma comunque anche d'estate la usiamo se c'è troppo caldo, con anche prolunghe, aggiunte, cose spettacolari. Dopo cosa abbiamo là? Abbiamo il mitico paiero camperizzato, appena camperizzato, quindi siamo ancora in corso di lavori. Però dai, ci siamo. E qua abbiamo, cosa abbiamo? Abbiamo il letto con un suo pianale, che poi si può ritirare il pianale e la macchina torna come prima, quindi non ci sono problemi di avere magari il letto in mezzo quando guidi. E basta per ora. Intanto gli ho messo qualche tendina giusto per oscurare un po' magari dalla luce, ma niente di che. Sfruttare con le tipe. Sì, bravissimo. C'è anche il tettuccio apribile, quindi dopo nel caso per ora è molto base. Eccoci qua, e qui cosa abbiamo? Qua abbiamo un disco del 90, siamo un po' più oltre il base rispetto al paiero che si mostrava prima, costruito diciamo interamente in garage, quindi sistema cassettoni, qua cucina, qua ricambi, attrezzi, così il minimo per diciamo i viaggi in fuoristrada, letto matrimoniale, cuscino di casa che fa sempre comfort, insomma. Boh, vetri oscurati sia con la pellicola e sia con le placche tipo in plastica, proprio per dormire senza essere svegliati alle 6 del mattino dall'alba. Comodità abbastanza. Per il resto, insomma, i prossimi progetti saranno pompa dell'acqua con rubinetto. Adesso c'è già tipo il lavello, però quello insomma sarà un passo avanti, e tavolino qua a ribalta. Così da avere la zona cucina e letto, insomma, tutto collegato. Quindi camper artigianali di un certo livello, qua sì che vai nel wild, ragazzo. Non so, 3 ore di camminata o arrivi solo con queste, perché magari hai guadi da fare, situazioni incredibili, e quindi proprio il bello è ti svegli in un posto dove ci sei solo te e sai che puoi arrivare solo te, e quella è la bellezza, insomma. E infatti dopo, quando torneremo a casa, prima di tornare a casa, prima del ponte, c'è una strada a destra sì, che lì ti porta in mezzo ai campi lì della Valle Vecchia. Sì. E lì l'anno scorso, prima di venire a questo raduno qua, abbiamo girato di lì per vedere, eravamo curiosi, abbiamo visto tutti e 150 gli esemplari di daini, cervi, wow, che ci sono qua in Brussia. Sì, tu vai con calma in macchina, adesso te li guardi tutti. Sì, perché d'estate è difficile perché sono dentro il bosco al fresco. Però adesso che c'è fresco li trovi in giro, è anche bello da vedere. Poi sai, fangaie, noi andiamo anche lì e quindi... Non toccheremo asfalto per tornare a casa. No, niente. Torno a casa per i campi. Sì, l'idea è quella. Poi visto le piogge di ieri, sì, fango ce ne sarà e sarà da ridere. Però bene, no, prossime idee bisogna vedere, cioè, ce ne sono tante, ma appunto è come con Scarrozzo, no? Nel senso, è sempre un mezzo datato e allora magari ragioni 2 volte su investire tempo e denaro su un mezzo. Però per il momento come configurazione è ottimale, già testata anche in Slovenia, quindi funziona anche all'estero, diciamo, e si vedrà quest'estate, magari Copenaghen si pensava. Adesso vedremo un po' il tempo che abbiamo, però l'idea è quella, ecco, insomma.
Bene Italia, allora salutiamo i simpaticissimi ragazzi che, se te li ricordi, come ti avevo già accennato, ci sono stati più volte nei raduni. Erano quelli che mi avevano fermato lì per strada, eravamo più o meno a Portogruaro, Concordia, una roba del genere. Quindi loro sono apparsi nei video ancora tipo 3 anni fa, proprio i primissimi video, quindi proprio sono dei tu ultra storici. E sono i famosi, diciamo, ragazzi, come ti hanno accennato loro, del Pandino, del Panduz, e sarebbe la Fiat Panda, traduco in italiano per chi non conoscesse il Panduz. E adesso vedi, si stanno camperizzando da Wild, come il nostro amico da Trento, ti ricordi anche quello? Bisogna farli conoscere assieme. Assolutamente. Fatta. Grande mago! Guarda che bravo che Non mi fai complimenti che mi Guarda che bravo come che si gira. Oh Nicola, prima di andare a cari mi sinisco tutto, Ah, solo questo, la slackline. Ma che bellissimo. Mi sarò qua. Sarà tutto lì. Gli occhi di mio padre li ho rotte, ma poi musica che ho dentro, sai. Ma la vado a chitarre, vado via. Sa bailar es una cosa que te voy a enseñar a bailar el tugalú, mi alú.